Tutti sperano che sabato prossimo al Consiglio nazionale della Lega Nord del Veneto non si scateni il secondo round del pugilato visto il 12 aprile scorso. KO finì il veneziano Paolo Pizzolato, ma soprattutto fu la Liga a uscirne malconcia, con le contestazioni al segretario Tosi e la proposta di 35 espulsioni dal partito, sulle quali si pronuncerà forse entro maggio il Consiglio federale a Milano. Questo potrebbe spiegare l'indiscrezione giornalistica secondo la quale un gruppo di militanti leghisti del veneziano abbia messo le mani avanti, depositando da un notaio il simbolo di una nuova formazione politica veneta. Credo sia una sciocchezza questa madornale. Se c'è qualcosa da dire lo diciamo all'interno del partito, in un partito che ha una grande tradizione democratica, per cui non credo questa sia una buttata giornalistica e nulla di più. Del presunto nuovo contenitore politico hanno smentito la Costituzione sia Giovanni Furlanetto che Paola Goisis, che propendono per la boutade giornalistica. Per Paolo Pizzolato, invece, se nella Liga le cose dovessero continuare così, non ci sarebbe da meravigliarsi in futuro della nascita di una cosiddetta balena verde. Intanto però, ricorda il presidente della regione, i leghisti con responsabilità amministrative farebbero bene a occuparsi dei problemi quotidiani dei veneti. Non è che un Consiglio nazionale può avere come unico ordine al giorno i provvedimenti disciplinari. Sono convinto che sabato si parlerà di progettualità politica, dei problemi dei veneti, di come risolverli, visto e considerato che il parterre del Consiglio nazionale è rappresentato dai massimi amministratori del Veneto che si riuniscono lì. E quindi all'interno del partito spero si parli di progettualità, ma non ho motivo di pensare che non sia così. E poi ci sono le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio, 47 comuni al voto in Veneto, in molti dei quali i candidati della Lega si presentano non solo con il simbolo di San Marco o di Alberto da Giussano, ma insieme a quelli di varie liste civiche. Non si sa mai.